Allora, in questa fase noi non possiamo esimerci dal denunciare una situazione per cui il sistema della cooperazione sociale, che è quella che garantisce larga parte dei servizi essenziali di welfare per il territorio della Regione Veneto, è un sistema fortemente a rischio. Nel corso del 2024 c'è stato il rinnovo del contratto collettivo nazionale che finalmente ha dato anche dignità retributiva agli operatori di questo settore, in particolar modo agli operatori delle cooperative sociali che noi rappresentiamo in larga parte, ma purtroppo questo aumento di costi per gli operatori derivanti dall'aumento del contratto collettivo nazionale non è stato riconosciuto da parte della Regione all'interno attraverso un adeguamento delle tariffe che la Regione riconosce per i servizi di welfare che le cooperative sociali erogano. Per cui noi ci troviamo in una situazione di forte rischio perché potremmo trovarci in una situazione appunto molto scomoda per cui le cooperative sociali non riescono a sostenere i costi o a garantire uno standard qualitativo dei servizi fin qui erogati eh, degno di questo nome. O potremmo addirittura trovarci nel combinato disposto per cui non riescono a sostenere i costi né tantomeno a garantire standard qualitativi dei servizi accettabili. Di conseguenza noi lanciamo questo appello affinché una volta per tutte questo comparto venga considerato per quello che è, cioè il principale ammortizzatore sociale della regione. Dovesse saltare questo sistema, dovessero saltare le cooperative sociali, noi ci troveremo con una situazione, per quanto riguarda i servizi alle persone e alle fasce di popolazione più fragili, in una situazione disastrosa. Per poterlo evitare dobbiamo convincere chi oggi, chi domani governerà la regione a compiere delle scelte che siano anche delle scelte coraggiose ed efficaci. Quindi non possiamo più esimerci nel reperire le risorse necessarie per sostenere il comparto della cooperazione sociale e di conseguenza per consentire alla Regione di erogare quei servizi fondamentali alla persona che fin qui si è riusciti a dare, anche se non soprattutto attraverso la leva fiscale. Siamo dell'avviso che qui non ci siano spot elettorali di alcun genere da fare, non ci interessa generare consenso, ma ci interessa dare delle soluzioni o delle proposte affinché i problemi vengano risolti. Per cui esercitare la leva fiscale dell'IRPEF sui redditi più alti può essere una risposta strutturale a quelli che sono oggi i problemi che il welfare della Regione Veneto si trova ad affrontare con un livello di difficoltà davvero significativo.